Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel, il nostro viaggio nel Veneto, attraverso il Veneto, per conoscere le produzioni DOP e IGP regionali. Arriva questa volta, fa tappa nel Polesine e ritorniamo nel Polesine dopo aver visto già il radicchio, l'aglio e anche il riso, e questa volta andiamo a conoscere l'insalata di Lusia IGP. E proprio per questo siamo in collegamento con il presidente del consorzio di tutela dell'insalata di Lusia IGP, Emanuele Capato. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Perché partiamo subito così e le chiedo immediatamente per quale motivo l'insalata di Lusia ha avuto il riconoscimento dell'Unione Europea dell'IGP? Cosa ha di diverso rispetto alle altre insalate? Ha ottenuto il riconoscimento perché ha una storia che parte dal 1900 dove dei documenti ci danno l'esistenza di questa coltivazione in un territorio molto fertile per l'agricoltura. Ecco, senta, noi adesso andiamo a vederci una scheda tecnica per inquadrare il prodotto e poi ritorniamo in studio e continuiamo la nostra chiacchierata. L'insalata di Lusia IGP è un ortaggio a foglia larga che si presenta in due varietà, Gentile e Cappuccia. La zona di produzione ricade in 6 comuni in provincia di Rovigo: Lusia, Badia Polesine, Lendinara, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Villanova del Ghebbo, e 3 comuni in provincia di Padova: Barbona, Vescovana e Sant'Urbano. Le origini dell'orticoltura in questo territorio risalgono all'inizio del Novecento come attività destinata al consumo familiare. Bisogna attendere però il 1933 per trovare la prima menzione della produzione di insalata cappuccia nei quaderni manoscritti dei produttori della zona. L'introduzione della varietà gentile risale invece agli anni 60, ad opera di alcuni commercianti di Lusia, i quali la importarono dal mercato veronese che erano soliti frequentare. La produzione dell'insalata di Lusia IGP si effettua in suoli opportunamente preparati, sia in pieno campo che in coltura protetta. La raccolta inizia quando la varietà gentile ha raggiunto un peso non inferiore a 150 grammi e la varietà cappuccia un peso non inferiore a 200 grammi. I cespi vengono quindi puliti, eliminando le foglie basali, e lavati. Queste operazioni, cosiddette di toilettatura, vengono effettuate in campo, in modo da evitare ulteriori manipolazioni che potrebbero comportare un deterioramento delle qualità del prodotto. Al termine della pulitura, ogni cespo viene preconfezionato e trasportato nei locali idonei ad ultimarne il confezionamento. Successivamente alle operazioni di confezionamento, l'insalata di Lusia IGP può essere sottoposta a lavorazioni per la quarta gamma. Bene, abbiamo visto un po' più da vicino l'insalata di Lusia IGP. Presidente, le chiedo quanti sono i produttori di insalata in questo territorio? Allora, i produttori di insalata in questi territori sono 15 produttori e 7 confezionatori. Ho capito. E senta, abbiamo visto nella scheda che sono ben 9 i comuni interessati tra la provincia di Padova e di Rovigo interessati alla produzione, anzi direi prima Rovigo e poi Padova perché sono di più in provincia di Rovigo. La superficie destinata alla coltivazione dell'insalata quanto è? Cioè, intorno ai 100 ettari. Ho capito, quindi stiamo parlando di produzioni non abbondantissime, ma importanti però per il territorio. E perché quanta insalata si produce ogni anno, mediamente? Diciamo dai 1000 ai 2000 quintali all'anno. 1.000 quintali all'anno. Dai 1000 ai 2000, sì. E senta, ci sono due produzioni, abbiamo visto nella scheda, no? Quali sono le varietà dell'insalata di Lusia che vanno per la maggiore, no? Sono cappuccina e gentile. E quali sono le differenze tra queste due produzioni? La cappuccina è a foglia liscia, mentre la gentile è a foglia tagliata. E sul mercato qual è quella che va per la maggiore?
È un lavoratore, diciamo, gentile, però c'è anche una grande richiesta di cappuccino. E senta, e il mercato di sbocco dell'insalata di Lusi IGP qual è? Dov'è che va a finire il prodotto? Noi mediamente abbiamo i mercati del nord e centro Italia e dopo anche la GDO. E quindi quando si parla di GDO si parla per lo più di quarta gamma o di prodotto fresco sulla cassa? Tutte e due, tutte e due uguali, sia fresco che quarta gamma. E senta una cosa, la lavorazione, la quarta gamma, la produzione, il lavaggio e tutto l'iter di preparazione del prodotto della quarta gamma avviene in zona o fuori zona di produzione? Avviene fuori zona. E questo per quale motivo? Perché mancano le strutture o per quale motivo? Perché qua in zona mancano strutture e sono delle strutture molto più avanzate che ci permettono di fare questo prodotto, ecco. Senta una cosa, poi è una produzione prevalentemente familiare o ci sono delle aziende strutturate? Metà e metà, ci sono delle aziende strutturate con dipendenti e qualche azienda ancora a titolo familiare che riescono a gestirla per conto suo, ecco. Ecco, il ruolo del consorzio in tutto questo qual è? Oltre a svolgere attività di promozione del prodotto. Il consorzio cerca di mantenere un po' unite le forze tra la produzione e il confezionatore in modo da avere un po' il quadro sott'occhio, ecco. Bene, senta Presidente, abbiamo un po' fatto il quadro e abbiamo anche esaurito il nostro tempo a disposizione, per cui io la ringrazio per essere stato qui con noi oggi e quindi ringraziamo il Presidente Emanuele Capato, Presidente del Consorzio Tutela dell'Insalata di Lusia IGP, quindi abbiamo conosciuto un nuovo prodotto della nostra agricoltura, riconosciute dei marchi europei DOP IGP, in questo caso indicazione geografica protetta. E un saluto a tutti i nostri ascoltatori.